A tradire uno dei due predoni è stato il DNA ricavato dalle tracce biologiche sul paraorecchie abbandonato insieme a un cappello dopo l'ultimo colpo, una rapina a Monza. Un elemento che ha consentito alla squadra mobile di arrestare due georgiani di 37 e 38 anni senza fissa dimora, che in un anno hanno messo a segno una ventina di razzie e colpi tra Veneto e Lombardia per un bottino di oltre 100.000 euro. Erano specializzati in furti in appartamento, ma quando il 9 marzo, sorpresi da un inquilino a Monza, lo hanno aggredito per darsi alla fuga, si sono trasformati in veri e propri rapinatori. In Veneto una lunga sequenza di obiettivi a partire da gennaio 2022. Due colpi a Mogliano Veneto in 7 giorni, due a Scorzè pochi giorni dopo. A febbraio 2022 si erano spostati a Milano, 4 colpi, poi Tiene a Vicenza, 3 razzie, 3 furti anche a Bassano del Grappa, 1 a Padova. Poi in Lombardia, colpite Gallarate, Crema e Monza, con il colpo risultato fatale per la loro attività criminale. Nel corposo bottino quasi sempre denaro e gioielli. Attraverso il DNA e le testimonianze, nonché l'analisi di alcune chat in lingua georgiana, la polizia li ha rintracciati ed arrestati. Una terza persona, una connazionale, è stata denunciata.